classifica corta e 2 gare al termine del girone di andata per concludere il 2024 nella forma e nella maniera giusta per soddisfare quel desiderio di vittoria che diventa parola d'ordine e Sportisili e l'eccellenza siciliana. Girone A è l'8 dicembre e Accademia Trapani Parmonvalle. Buon pomeriggio e buona domenica da Federico Alderella. De Castro è quasi in zona tiro, ci vuole provare De Castro per provare una soluzione alternativa. Pallone che termina però larghissimo alla sinistra dell'estremo difensore Valerio Chimento. Comacchi torna numero 2, sterzata al centro, poi il cross per Secan di testa, ha preso una bella torsione ma di certo non era felicissimo l'equilibrio di Sario Secan, che comunque Campanella vuole la palla lunga, ottima sventagliata a trovare Barraco, per il controllo, poi cross per Secan, miracolo di Valerio Chimento che vola alla sua sinistra. Zerbo, apertura per Sorrentino. A proposito di giovani, rientra, va al traversone, dall'altra parte per Russo si intromette Zerbo, poi il sinistro di Sanz, largo, prova ad affacciarsi anche la Parmonval, vantaggio perché la Parmonval è ai 30 metri con Zerbo che ha servito e Lamraoui sul mancino, prova Lamraoui, facile per Mistretta. In aria, attenzione a Comacchi che ha il problema di girarsi e di spalle. Comacchi riesce a scaricare su Benvegna che carica il destro sul secondo palo, la sporcata Sanchez che la toglie dalla disponibilità di Secan. Occhio anche a Yomi in aria, pronti a un'eventuale respinta. Va Campanella, Chimento con un altro mezzo miracolo la alza in corner. Campanella larghissima a destra, tunnel addirittura di Marco Campanella per aprirsi il campo e avanzare. Poi dall'altra parte ottima idea ad andare da Iannazzo che rientra, va al cross, secondo palo, Campanella con l'inserimento perfetto, l'ha cominciata, l'ha aperta e poteva rifinirla lui, che tocca il primo pallone di questa gara. Aspetta Benvegna che si muove in sua posizione, può andare al cross sul secondo palo, buona Maison, Chimento la toglie dalla porta, era forse l'ultima occasione della partita. In aria allontana Sanz e triplice fischio, basta così, finisce 0-0 a Roberto Sorrentino fra Accademia Trapani e Parmonval. Esulta praticamente la panchina Parmonval perché ha voluto probabilmente così per tutta la partita.